signore di una società diversa. Io credo che la società la rendiamo diversa noi stessi, noi popolo. Io mi baso su quello che sta succedendo in quel Liguri, perché io sono di quel Liguri. Quindi ci sono diversi candidati sindaco, quindi molti di loro hanno fatto delle promesse, tranne qualcuno, quindi niente. C'è chi ha promesso un posto di lavoro, c'è chi ha promesso dei soldi, quindi io credo che poi ogni votante si dona al suo candidato preferito, perché no, essendo che tutti hanno bisogno, ognuno dà il suo voto, no? Quindi io credo che il cambiamento ci deve essere deve partire da noi stessi. Dobbiamo cercare di non venderci, perché il politico punta sul fatto che il cittadino ha bisogno, quindi lui pensa, ma tanto questo è festa, quindi ha bisogno di me, sicuramente il voto me lo dà. E questo succede perché purtroppo noi tutti siamo incapaci di tutto ciò che ci creiamo, siamo incapaci di crearcelo da soli. Quindi abbiamo sempre bisogno del politico che ci raccomanda il figlio per fare il concorso, del politico che ci dà la raccomandazione per trovare un posto di lavoro. Se ognuno di noi riesce in tutto ciò che fa a farlo da solo, allora forse i politici riuscirebbero anche a cambiare loro stessi, perché no? Insomma, inizierebbero a sentirsi un po' soli. Quindi credo che la colpa è nostra. Non è il politico, sa che ormai l'Italia funziona così, allora giocano su questo. Quindi credo che il cambiamento deve essere prima fatto da parte nostra. Se cambiamo noi, cambiano sicuramente le cose. Quindi dobbiamo essere noi a cambiare. Ed evitando insomma a vendere i nostri voti, perché credo che i politici alla fine dipendono da noi, devono essere loro a dipendere da noi e non noi da loro. Io vorrei fare una domanda al signore Leonardo. Si chiama?